Sorpresa! Non ancora, Olaf. Sorpresa! Non ancora, Olaf. Sorpresa! Non ancora, Olaf. È magnifico! Salve. Sorpresa! Olaf, non ancora! Anna ha ragione, la nostra festa a sorpresa non inizierà finché non suona la campana del Natale. Scusate, la tensione mi fa perdere la testa. Ma sono emozionata anch'io, Olaf. Questo è il primo Natale di Arendelle da un'eternità. Solo il primo di molti altri. Elsa, guarda, arrivano! Oggi insieme a me tu gli donerai una sorpresa grande più che mai. Tra non molto il salone si riempirà, che magnifica festa sarà. Scappa è tuo, lascia fare a me. Mi sento bello, sembro un re. Io con gli ospiti voglio brindare, poi salutare le feste con voi. Avrò ciò che mi aspettavo dopo un'eternità. Festeggerò il Natale insieme a te, era un sogno da piccole. Pienamente voi, siete tutti qua, la festa che aspettiamo inizierà. È il primo Natale che avremo noi, lo vogliamo passare con voi. Ehi, guardate, arrivano Christophe e Sven e la campana del Natale. Ma perché mi emoziono così tanto? Oh, la campana del Natale, da inizia le feste ad Arendelle. E tra poco tutto comincerà, se la campana suonerà. Quel che sogniamo da sempre lo avrai. Cambiamo i ricordi e il momento oramai. E questo, amici miei, il Natale più bello che mai. Che le feste abbiano inizio. Bene, ora! Sorpresa! Ma, ehi, ve ne andate così presto? Gliel'ho già detto ieri sera. La campana ha suonato. Ho la tradizione di famiglia, devo andare a casa, devo arrotolare l'EFSA. La nostra è tirare fuori il porridge per il tomte. E noi dobbiamo andare a fare il tradizionale Borosama Baklas. E io allora vado a preparare il cruzza cranza panza chinza. Fine. Signora Olsen, è benvenuta al castello, se vuole. Sì, accomodatevi con noi. Oh, grazie tante vostre maestà, ma devo andare a casa a preparare le calzine per le mie nipotine. È la nostra tradizione e non vorremmo mai intrometterci nelle vostre di tradizioni. Oh, la sorpresa è che se ne sono andati via tutti. È già per loro! A chi interessa una grande festa in ogni caso? Christophe! O quello che ci vuole per tirarvi su di morale, la mia tradizione troll tradizionale. Vuoi unirti a noi? Ah, sì! Benissimo, iniziamo con la ballata più famosa, la ballata di Flemingrad. Io adoro le ballate!
più amato da tutta la gente, dai modi gentili d'un fungo splendente. E Flemmingrad, l'amico che avresti voluto accanto a te, gli davano il muschio e le vacche più che lui divorava mandandole giù. Si ingozzava stufato di tutto il suo cibo, era sempre più grato. E dopo adorava rotolare, amava tanto rotolare via. Un giorno gli umani arrivarono là, voleva fuggire o nascondersi, ma poiché si era ingrassato in mezzo a una roccia rimase incastrato. La roccia fu rotta ed il piccolo ingordo finì dritto dritto sparato in un fiordo. Purtroppo quando cadde giù il tenero troppo non emerse mai più. Incastrato ma non dimenticato, da sempre adorava rotolare, amava tanto rotolare via. Ed ecco perché abbiamo la nostra tradizione. È a dicembre che ci raduniamo per rendere omaggio ad un troll che onoriamo. E Flemmingrad, un essere dal cuore gioioso e semplice, scaviamo a terra con tutti gli amici, riempiamo di erba le sue narici. La sua bella statua servirà a non scordare Flemmingrad. Facciamo un rito simbolico per Benissimo! E adesso gli lecchiamo la fronte Beh. ed esprimiamo un desiderio. Forza, chi è il prossimo? Elsa, che aspetti? No. Ma dai, sa un po' di pelliccia bagnata, ma non è poi così male. Ma che sei una principessa, non è che devi accontentarlo per forza, Vabbè, d'accordo. Ma aspettate di assaggiare il mio stufato Fleming. Di solito riscuote un grandissimo successo. Io sono a posto, grazie. Io vegetariano. Ho già mangiato troppo. Vabbè, Sven, andiamo a prepararlo. Oh, guardate qua il mio nuovo amico, un troll. Sai cosa facciamo? Gli facciamo fare il quinto briscolone, ce ne manca sempre uno. Ehi, mi scusi, lei dove sta andando col mio nuovo amico New Trolls? Ah, non vedo l'ora Di fare cosa, Olaf? di sapere quali sono le vostre tradizioni di famiglia, delle festività. Ditemi. Abbiamo delle tradizioni, Anna? Ricordi qualcosa? Beh, mi ricordo di quel dolce suono. Sempre vivo in me la campana al centro di Arendelle, che la mamma suonava con il papà per aprire le feste qui nel nostro villaggio. Ma la campana del Natale era per il regno. E per quanto riguarda noi? Dopo che vennero chiuse le porte, non siamo più state insieme. Aspetta, Elsa. Mi dispiace, Anna. È colpa mia se non abbiamo tradizioni familiari. Oh, aspetta, Elsa, aspetta, Elsa, ti prego. Oh.
Sven, vieni qua, amico mio. Uè, ciao. Oh, lo sai, Anna ed Elsa non hanno le tradizioni delle festività. Lo so, è triste, ma io ho la soluzione. Andremo al villaggio, busseremo di porta in porta e porteremo ad Anna ed Elsa le tradizioni più belle che troveremo. Sei con me, amico? E allora andiamo! Oh, eccoci arrivati al villaggio. Però, natalizio, eh? Dai, proviamo a bussare alla prima porta e vediamo un po' quale sarà la prima sorpresa. Eccomi! Buongiorno, io sono Olaf. Ehi, Olaf! Mi scusi, ma non ho finito. E lui è il mio carissimo amico Sven, che ama i caldi abbracci. Stiamo andando di porta in porta a cercare quali sono le festività più belle e le tradizioni. Diteci qual è la vostra, e vediamo se è speciale. Ma sì, noi facciamo i bastoncini di zucchero! Bastoncini di zucchero? Sale il tasso zuccherino. Non si usa così. Devi mangiarlo. Mangiarlo? Il mio naso nuovo? E perché mai dovrei farlo? Perché è il periodo più festoso! È il periodo più festoso? Cari amici, mi potreste dire se vi va che tradizioni avete per le festività? Pace e amore sulla terra, anno vecchio Dio. Sto cercando qualche nuova idea anche io. Noi addobbiamo ogni porta, ingressi e salotti. E noi facciamo a forma di Norvegia dei biscotti. Noi col nostro coro siamo in atteso. Appendete calze sopra il caminetto acceso. Non sembra pericoloso, eh? Con questo aiuto della gente, caro amico mio, ora qualche tradizione la so anch'io. E sarà meglio muoversi se vogliamo bussare a tutte le porte del regno. Buone feste, tanti auguri e felicità. Che tradizioni avete per le festività? E shalom, buon sostizio, che bel candeliere. Che fate per le feste io lo devo sapere. Appendiamo in questa casa ogni tipo di oggetto. Prova a dare un morso a questo tenero dolcetto. Molto tenero. Ecco qui i pacchi che nascondo per la mamma. Ma se il vecchio babbo qui non passa un vero dramma. La violazione di domicilio a Natale è ammessa, eh? Le perfette musiche dello scampanellio. Ora qualche tradizione la so anch'io. Yuppie! E noi facciamo maglie, guanti, sciarpe e berretti. Guarda che pigiami ho fatto a questi vernicetti. Ora la controlliamo attentamente. Cioè, voi tagliate un albero e rivestite il suo cadavere con le candele? Lo adoro! Anna ed Elsa, prendo tutto e poi con la mia renna correrò lì da voi. Che stupenda festa sarà. Grazie a te. Grazie a me. Oh, come bello, meraviglioso, è il periodo più festoso. Il pancione arriverà e le sue renne porterà insieme a grandi novità. E posso mettere la torta qua. Che festa sarà. Oh, ok Sven, ce l'abbiamo fatta. La gerla è pienissima di belle tradizioni. Speriamo che alcune non vadano a male, ma fa niente. Andiamo al castello? Sì, è una casa. Vedo. Sì, forse hai ragione, eh? Avrebbe bisogno di una bella ristrutturazione. 110.
90. 90%. Pannelli solari. Cosa vuol dire così? Cosa vuol dire? Ah, bussare. Ma c'hanno ragione, vuol dire bussare. Proviamo. Provo, io provo, Bussato. Buongiorno, io sono Olaf e lui è Sven. Stiamo andando di casa in casa a cercare quali sono le tradizioni più belle. Qual è quella della vostra famiglia? Io? Facciamo sono sudato nella nostra sauna. Oh, magari piccolo pupazzo di neve. Vuoi provare? Vieni tu provare. Certo. Questa sauna molto calda. Certo. Sì. Per un pupazzo piccolo di neve, la sauna, i problemi. Libero dalle tossine, certo, si sciolgono in un secondo. Tu vieni con noi, vieni. Sì. No, vieni. Tu aspetta fuori, strana mucca. Accendi sauna, sì, nostra sauna a tutta temperatura, ha bisogno di togliere tutte impurità, alzo temperatura, metto pizza in forno, braccino, nasino, braccino, altro braccino, altro nasino! Ma quanti nasini ha? Quello inferiore! Okay. Va bene, ciao strana mucca, cosa è? Butta per terra che io ho mal di schiena. Oh, grazie! Oh, che bello! Grazie! Vieni! Oh, grazie! Oh, che bello! Grazie! Vieni con me, strana mucca, che rimettiamo un pazzo di neve in freezer. Prendono le tue corna, che sarai anche sudato con le corna in testa. Vieni, ok. Apri porta. Questo teniamo noi. Aspetta, metti qua, ritira tutto, ritira. Sì, chiudi. Accendi freezer. Accendo freezer, sì, accendi freezer. Che così rassodiamo, sì, lì vicino al nostro liquore di Natale. Ok, sposto il cadavere di nonna. Quella tienila lì tanto ci sta. Così si rassodia, sì, diventa tutto bello rigido, sì. Tutto bello rigido, sì, bello duro, sì, andiamo fuori, sì, ok, tiriamolo fuori, sì, no. Vai, con calma, sì. Stai qui così, quello che l'abbiamo messo a posto, sì, così. Allora, la tua un po' basta, ho le corna di strana mucca da prendere sopra cammino. Sì, così festeggiamo, sì. Stai su, così, bello. Freezer non proprio funzionato oggi, sì, molto a posto, sì. Grazie. Che bello. Sì, a posto, sì. Io ho messo corna di strana mucca appese sopra camino. Così festeggiamo Natale, sì, con alcol di nonna, sì, bello, sì. Ma a pensarci bene. Sudata natalizia non è proprio indicata per il nostro pupazzo di neve. Ah, ecco qui un piccolo regalo per te e i tuoi amici.
una piccola sauna di nostra famiglia. Grazie mille, signor Corciola Vagabonda. Questa sarà la tradizione più bella che porteremo ad Anna ed Elsa. Anna e Elsa! Tu Anna, tu Elsa o tu Elsa? tu Elsa? Anna, Elsa, Anna, Io- Elsa. tu Anna? No, Quacciola. Io Tu e Anna e Elsa, Elsa, tutte e tutte- due. ok, Sì. Un'ultima cosa, signor Corciola Vagabonda, Ma non è che potrebbe darmi quello stupendo asciugamano bianco così morbidoso che la sua possente figura indossa? Ah sì, ecco qua tutto il mio asciugamano bagnato. Tu prendi anche mio, ya. Grazie, sono ancora caldi. Ora tornerò felice in città, dove mi presenterò con grandi novità. Sembra tutto ok, non c'è nulla che non va. Ma va, ma questi sono i dolci suoni della natura. Non ti preoccupare, non è niente. Ok Sven, non voglio ignorare la pillola, ma forse abbiamo fatto proprio un piccolo problema che abbiamo avuto, E adesso, mannaggia, abbiamo perso proprio tutte le tradizioni, non c'è niente. La torta di frutta! Oh, questi dolci sono indistruttibili, Allora, sai che cosa facciamo? La portiamo al castello, che è Ululà. Anzi no, il castello è Ululì. Vabbè dai, la portiamo a casa e ci vediamo là. Io prendo la scorciatoia. Ciao! Anna? Anna? Volevo scusarmi con te per poco fa. Anna? Anna, ma dove sei? Anna! Ciao Elsa! Anna! Ma cosa ci fai lì dentro? Cerco tradizioni. E cosa ti sei messa addosso? Il vecchio elmo vichingo. E attenta, il mio vecchio mantello da maga. I zappetti di drago. Li ho trovati nel mio vecchio baule. Che c'è nel tuo? File e file di guanti di seta. Eh sì, benvenuta nel mio mondo. Sì. Ma chi è questo piccolino? Guarda. Oh, ma questo è il mio Jürgen Bjorgen. Era un buon ascoltatore. Senti Anna, ma
come potremmo trovare tradizioni qui dentro? Ma Aspetta. A meno che... e che cos'è questo? Guarda dentro. Ah. Sven! 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 Oh, Sven! Lo stufato Flame è quasi pronto! Anna ed El se ne andranno pazze! Che c'è, Sven? Allora è pronta la mia razione? Un attimo di pazienza, Sven. La sto preparando. Che c'è ancora? Ah, già, le carote, vero? Le carote non ti bastano mai, vero? Eccoti qua un po' di carotine. Quindi? Sven. Che cosa? Olaf si è perso nella foresta! E viene inseguito da lupi affamati? Presto, suonate la campana! Radunate tutti! Forza Sven, Olaf ha bisogno di noi, andiamo! Vi prego, lo so che avete fame, ma il destino del mondo dipende da questo. Devo portare le tradizioni ad Anna ed Elsa. Mannaggia, proprio più niente. Non riusciamo a recuperare niente. Cosa qua niente. Qua niente. La torta di frutta. No, l'ho persa ancora. Magari anche voi servono delle tradizioni. Le perfette musichette, lo scampanellio, a dargli un dolore in più sarò proprio io. Forse adesso sarà meglio perdersi e non tornare mai più. Dove sei ora? Ho visto Olaf! Olaf! Anna, nessuna traccia di lui. No! Olaf, dove sei? Qui non c'è. Chissà dove sarà andato. Probabilmente è andato in missione per Anna ed Elsa a cercare delle tradizioni. E le ha trovate? Sì, le ha trovate. Ma poi sono state aggredite dai lupi No. e sono andate distrutte. E poi mi sono cadute. E così non avete più neanche una tradizione per voi. Mi dispiace tanto. Invece Olaf, guarda! Aspetta, ma questo sono io. Sì, questi me li ha regalati Anna anni fa, quando con la neve abbiamo fatto tè.
Allora eravamo piccole. Sei stato tu a farci ritrovare, Olaf. E ci hai tenute unite quando Elsa era chiusa nella sua stanza. Ogni Natale facevo un regalo ad Elsa e lo lasciavo sotto la sua porta. E in tutti quei lunghi anni da sole tu ci ricordavi quanto ci volessimo bene. Sei tu, Olaf. Sei tu la nostra tradizione. Io? Sorpresa! Un regalo lo puoi aprire e ti rende felicissimo, ma il regalo più bello che ho è senza dubbi unico. Abbiamo la famiglia che io sognavo accanto a me. Io non chiedo altro, devi crederci, è così. Tutti assieme in armonia, non mi aspetto di più. Non chiedo altro, sei al mio fianco oggi. Sei tu. Quante miglia posso percorrere se un giorno me ne andrò? Girerò il mondo, ma è da te che tornerò. Quando siamo insieme so di essere al sicuro. Quando siamo insieme credo nel futuro. Niente mai ci fermerà, unite così. Quando siamo insieme so che casa mia è qui. Quando siamo insieme è per me ogni giorno è festa, sto con te. Ogni istante è bello, sai che bello. Io so che ci sei e capisco quanto voglio te al mio fianco, come per il canto. Beh, direi che Arendelle ha una nuova tradizione. Grazie, Olaf! Prego! La torta di frutta! È un miracolo di Natale! Auguri!